I campi rom da problema di ordine pubblico a terreno di scontro politico. Gli accampamenti nomadi escono dalle pagine di cronaca entrando prepotentemente nell'agenda politica. Si tratti del segretario federale della Lega Nord Salvini che propone di raderli al suolo o dei cartelli di divieto di sosta nomadi fatti installare nel suo comune dal sindaco di Albettone Gio Formaggio. A Rossano Veneto, dove dei nomadi sono appena stati fatti sgomberare, il sindaco Morena Martini conferma una linea politica all'insegna della tolleranza zero. Non appena arrivano, noi veniamo subito avvertiti dai residenti, ecco, dove si accampano, cercano delle zone, magari zone industriali, zone con dei parcheggi, magari se c'è anche la possibilità dell'allacciamento dell'acqua e della luce. E ci avvertono subito comunque i residenti, nel giro al massimo di 12-24 ore i nostri vigili escono e con l'ordinanza di sgombero. Se in comune non si intende indietreggiare dalla linea della fermezza, il sindaco ci tiene però anche a fare una precisazione. La mia paura è l'incitamento all'odio razzista, che va male sempre, va male sempre. E la mia paura è che si usino certi stratagemmi solo per la campagna elettorale. Questo sarebbe ancora più dannoso. È giusto essere allarmati, è giusto tenere alto il livello di guardia, ma non meno di tante altre occasioni che si sono prospettate.